Misurina secondo me non chiude, nel senso che Misurina c'è un budget della regione di 1.200.000 euro all'anno per curare i bimbi. E bimbi l'anno scorso ne abbiamo avuto di meno per 1,2 milioni, quindi abbiamo avuto un migliaio di bimbi curati, per un controvalore di 758.000 euro. L'Istituto Pio XII di Misurina non chiude. Se decisioni di segno opposto saranno prese non potranno essere addebitate alla Regione Veneto, che ha fatto e sta facendo la sua parte. Lapidario il presidente del Veneto Luca Zaia, che oggi ha dedicato la quasi totalità del tempo della conferenza stampa post giunta al tema che sta tenendo banco in questi giorni. Ai nostri microfoni l'aveva promesso: la prossima settimana darò i dati della struttura, e così è stato. Nel 2018 i trattamenti stabili eseguiti al Pio XII sono stati 1.847, gli accessi diurni 1.017, l'80% dei pazienti arriva dal Veneto e da inizio anno ad oggi i pazienti sono stati 756. La media degli ultimi 2 anni è di 1 migliaio di presenze, ce ne vorrebbero 200-300 in più, budget alla mano, che mancano all'appello, e secondo le testimonianze dei genitori che si sono mobilitati, la colpa è delle procedure che il Veneto, per ragioni di controllo della spesa, ha imposto e che prevedono che sia una commissione ad autorizzare l'accesso dei bambini. Loro hanno spedito alla mia ASL la richiesta di questo mese qua, mi hanno chiamato dopo 5 mesi, quindi sono venuta qua in agosto, mi hanno chiamata in gennaio, fine gennaio, per fare una commissione e mi hanno dato questi 15 giorni, siamo qua. E se qualcuno ha questa certezza sarebbe meglio che facesse la denuncia in procura, perché ostacolare l'accesso alle cure sarebbe gravissimo. Il presidente del Veneto conferma l'avvio di una trattativa con la proprietà, l'Opera Diocesana di Parma, e invita i giornalisti a parlare con i suoi vertici, che però continuano a negarsi ad affidare le informazioni a scarni comunicati stampa. 2 i piani di intervento su cui si è impegnata la Regione. Bisognerà ancora risollecitare la rete, da un lato la rete pediatrica del Veneto, per ricordare che c'è anche questo servizio di Misurina, sperando di arrivare al 1,2 milioni di erogazione di cure, e dall'altro mi farò portavoce a livello nazionale affinché i colleghi valutino Misurina. Sarà difficile che poi ci siano invii, però insomma lo faccio volentieri.